Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, l'ultima del 2025, così come l'ultima giornata del girone d'andata, con il Catania che attende l'Atalanta e attende anche i risultati delle sue avversarie dirette, soprattutto il Benevento che gioca questa sera. Ovviamente nella nostra trasmissione fari puntati sulla partita del Catania, ma anche sul derby, perché l'ultima giornata di andata propone il derby fra Siracusa e Trapani. Ne parliamo, benvenuto e ben trovato con Saro Foti. Ciao Saro. Grazie Marco, ciao a te, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. E ovviamente un ben trovato nuovamente anche al nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti quanti. Dalla parte opposta, noi diciamo sulla fascia in questo caso, c'è la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco e buon pomeriggio a tutti voi. Io vi invito sempre ad interagire con noi scrivendoci al 342 77 12 855. Fra poco torneremo da te, Anna, per i messaggi, anche per degli spazi social, come sempre facciamo in avvio della nostra trasmissione, ma io prima torno da te invece per fare il quadro, il programma dell'ultima giornata di andata e la classifica. Vi presento la 19ª giornata di campionato che inizia questa sera alle 20:30 con 3 partite: Cerignola-Benevento, Cosenza-Cavese e Giuliano-Casertana. Domani alle 14:30 Sorrento-Picerno, alle 17:30 Salernitana-Foggia. Domenica alle 14:30 Catania-Atalanta Under 23 e Latina-Crotone. Alle 17:30 Monopoli-Potenza e alle 20:30 Casarano-Altamura e Siracusa-Trapani. Passiamo alla classifica, stesso punteggio per Catania e Benevento con 38 punti, Salernitana 35, Cosenza 33, Casertana 32, Crotone 27, Potenza Casarano 25, Cerignola Monopoli 24, Trapani 23, Atalanta Under 23 22, Sorrento Altamura 20, Cavese Foggia 18, Siracusa Latina Giuliano 15 e chiude la classifica il Picerno con 13 punti. Questa classifica, Saro Foti, noi di solito scherziamo, l'abbiamo fatto nelle puntate precedenti perché un nostro telespettatore scrive: voglio che Anna legga sempre il Catania in testa alla classifica, lo sta facendo in questo momento. Questa classifica indica il valore, ovviamente l'abbiamo detto fin dall'inizio, no? Che sono quelle le 3 squadre, anche se ci sono anche Casertana e Cosenza che sono lì dietro, ma ti chiedo se il Catania secondo te è la squadra più forte dell'8 adesso. Ma il Catania è, a mio parere, la squadra che assieme al Benevento in questa prima parte di campionato, siamo ormai alla fine, ne manca solo una per chiudere il girone d'andata, sono le 2 squadre che hanno mostrato di avere qualcosina in più rispetto a qualche altra squadra molto blasonata, esempio Salernitana. La Salernitana ha portato a casa in almeno a mente 3 partite, punti strappati all'ultimo secondo. Esatto. Le classiche partite sporche. Le classiche partite dove se tu togli 3 vittorie, metti 3 pareggi, diventano 6 punti. E quindi, mentre Benevento e Catania, a mio parere, sono le 2 squadre che hanno dimostrato di avere fino a questo momento qualcosina in più. Poi è chiaro che Salernitana non si discute come parco giocatori, come organico, come valore. E anche il Cosenza è partito un maluccio, però il Cosenza ha un patrimonio tecnico di indiscutibile valore, annovera 7-8 calciatori che erano in Serie B. E come quindi, al solito il girone C si dimostra il girone con più qualità e con più difficoltà per riuscire a portare avanti e a restare come prima in classifica. È un girone ostico dove, contrariamente agli altri 2 gironi, dove qualche partita a volte è scontata, in questo girone, in quello meridionale, non ci sono partite scontate e non c'è l'ultima in classifica, certo, che è la squadra materasso della giornata. Sono tutte partite combattute, lottate, e lo dimostrano anche i recenti risultati sia del Catania, sia della Salernitana, del Benevento stesso. Senti, quindi, Saro, io ti chiedo anche, prima di tornare da Anna, perché voglio vedere una grafica che abbiamo preparato con il nostro Ermanno, la nostra lente di ingrandimento, in cui ci siamo concentrati sulla fine del girone di andata delle squadre di Toscano, le ultime, quelle insomma più vicine a livello temporale, che hanno poi centrato la promozione in Serie B. Ora la vedremo questa grafica, ma ti chiedo
quanto è importante, perché si dice è un titolo platonico il titolo di campione d'inverno, però poi le statistiche dicono anche che quando una squadra chiude e gira davanti al girone d'andata, di solito poi si conferma anche nel girone di ritorno. Ma è chiaro che in un contesto come quello del girone C, dove ci sono 3 squadre quasi appaiate, perché la Salernitana è subito dopo di pochi punti rispetto a Catania e Benevento, arrivare primi al giro di boa ha un significato relativo, perché quando c'è un po' di distanza magari c'è già, secondo me, una spinta psicologica, quei 3-4 punti in più da poter gestire anche nel contesto del campionato, gestirli nel senso che capita a volte la giornata storta, quindi mi sono giocato il jolly. Un conto che tu sei campione d'inverno, ora vedremo fra un po' proprio la nostra grafica con Anna, un conto che tu sei campione d'inverno con un largo vantaggio. Il girone d'andata ancora non è finito, c'è un'ultima partita, quindi la speranza è che il Catania abbia i 3 punti importanti in più per poter, e soprattutto, se dovesse capitare. Stasera attendiamo anche il Benevento che gioca con il Cerignola, proprio la partita di questa sera, ed è la squadra che occupa la testa della classifica insieme al Catania. Allora vado da Anna perché facciamo un po' il punto di quelle che sono state le squadre di Toscano, le ultime 2 squadre di Toscano che hanno raccolto la promozione in Serie B, dove si trovavano alla fine del girone d'andata rispetto a dove si trova adesso il Catania, ovviamente a una giornata dalla fine del girone. Rispetto alle ultime 2 stagioni culminate per l'allenatore con la promozione diretta in Serie B, il Catania di Domenico Toscano viaggia oggi con un leggero ritardo, soprattutto se messo a confronto con le corazzate costruite a Cesena e Reggio Calabria. Allora il tecnico aveva squadre capaci di imporre subito un ritmo altissimo, scavando un solco importante già a metà campionato. In questa stagione però i segnali restano incoraggianti. Il Catania ha costruito una struttura difensiva di assoluta affidabilità, tra le migliori del campionato. Per compiere l'ultimo salto e diventare davvero dominante servirà però qualcosa in più, maggiore continuità lontano dal Massimino e una fase offensiva più incisiva. Parto da qui, Ermanno, perché la situazione è quella legata appunto alla maggiore incisività, soprattutto lontano dal Massimino, perché il Catania al Massimino ha fatto un plane fino adesso, tranne per un pareggio, ma soprattutto ha segnato 20 gol, ne ha subiti 0. Le difficoltà, come un po' ha dimostrato anche la partita con il Potenza, arrivano nelle partite in trasferta. Sì, nelle partite in trasferta, dove soprattutto la squadra diciamo, che ospita il Catania è una squadra, per esempio mi viene da pensare un pochettino alla Casertana, mi viene da pensare al Potenza, mi viene da pensare anche al Casarano, che partono con dei ritmi molto alti, che in qualche modo non vogliono imporre fin da subito il loro gioco, ma si abbassano e danno campo al Catania, nel senso danno il pallone al Catania perché il Catania deve fare la partita. Il Catania spesso, quando si trova in queste situazioni e deve fare la partita, ha qualche difficoltà in più, trova grande difficoltà nell'imporre il suo gioco, nell'imporre un gioco di manovra, un gioco anche strutturato. Secondo me qualche volta al Massimino, spinto anche dal calore, dall'affetto, dalla spinta vera e propria dei tifosi, è riuscita a sbloccarla. Mi viene da pensare alla partita contro l'Altamura, dove comunque la squadra di Mangia era molto bassa, non ti dava spazio, non ti dava sviluppi, però tanto hai forzato che la chiave l'hai trovata, la chiave di volta l'hai trovata. In queste partite, soprattutto fuori casa, hai fatto tanta fatica, soprattutto quando devi andare in qualche modo a costruire le azioni, a giocare contro una squadra che si abbassa, che ti dà poco spazio, che ti dà poco respiro. Qui deve essere un pochettino bravo il Catania. Ovviamente si va a vedere le statistiche che dicono assolutamente il Catania ha un trend diverso, positivissimo in casa, un po' meno in trasferta. Di solito succede anche. Sì, succede ed è abbastanza normale, però diciamo rispetto a quelle che sono, riferendomi sempre alla grafica che abbiamo fatto vedere prima, quei 5 punti, 4 punti, 6 punti di differenza rispetto al Cesena e rispetto alla Regina, secondo me si sono venuti a creare proprio in partite come quelle che ti ho detto io in precedenza, dove sono partite dove, soprattutto nel girone di ritorno, devi cercare di avere una media in trasferta pari a 1.6, 1.7.
quindi non vincerle tutte, certo, però cercare di raccimolare quanti più punti possibili, soprattutto nelle prime. Saro, perché alla fine noi siamo una preview ovviamente, per cui andiamo ad analizzare la partita che ci sarà, non quella che c'è stata, però la domanda inevitabile è su quello che abbiamo visto a Potenza, perché se c'è stata una critica nei confronti del Catania è stato il fatto che praticamente per una partita intera ha giocato con la superiorità numerica, ma non ha trovato grande modo di colpire la difesa del Potenza. Ma paradossalmente aver giocato il Potenza con un uomo in meno ha svantaggiato il Catania, perché il Potenza ha fatto un blocco non basso, bassissimo. Si riallaccia all'esame che ha fatto poco fa Ermanno, che il Catania, quando trova squadre estremamente bloccate, estremamente chiuse dietro, qualche fatica la fa, ma non solo il Catania, tutte le squadre. Io quindi sotto questo punto di vista giustifico la difficoltà a trovare le giuste penetrazioni negli ultimi 16 metri, e aggiungo anche che le squadre che incontrano il Catania, soprattutto a casa loro, mettono un mordente, mettono una cattiveria sportiva che sono diverse rispetto a sono quelle diverse che, perché certo, quella è la partita dell'anno. Vediamo se sarà la partita della conclusione dell'anno per il Catania contro l'Atalanta. Intanto io torno dalla nostra Anna per sentire anche qualche messaggio dei nostri telespettatori. Anna. Da Ciccio74, sera a tutti, domenica abbattiamo l'Atalanta 23 e confermiamoci dove meritiamo da capolista. Vamos Catania. Qual è la situazione di Jimenez, Bruzzaniti e Miceli? Il Catania deve chiudere in testa il 2025, non serve ma significa tanto. L'Atalanta è sempre una squadra difficile da affrontare con principi precisi. Forse Marco Ermanno è un po' debole dietro? Allora, partiamo da questo, è un po' debole dietro l'Atalanta, la analizzeremo fra poco. La analizzeremo successivamente, diciamo che come valori è forte ovunque l'Atalanta, però come ha detto benissimo il telespettatore è una squadra forte con dei principi precisi, e questi principi sono per lo più di propositività e di gioco e di sviluppo offensivo, certo. Quindi sicuramente quando, lo vedremo successivamente, porti addirittura 7-8 giocatori nella metà campo avversaria e tieni un baricentro sempre molto alto, in categorie come quella della Serie C, dove basta un minimo per ripartire e per farti male, sicuramente vai a soffrire quelli che sono degli 1 contro 1, dei 2 contro 2 a campo aperto, poi lo vedremo meglio anche nei tagli video, però sì, effettivamente il telespettatore ci ha colpito nel segno, diciamo, certo, che offensivamente sono una squadra abbastanza, sono una bella corazzata, dietro subiscono qualcosa, ma soprattutto anche su imprecisioni, sono sempre ragazzi, quindi non hanno quel tipo di mentalità e di concentrazione. Sono giovani ma valgono tanto, e poi lo vedremo perché c'è un valore di mercato importante ovviamente per ragazzi che però diciamo che il progetto delle squadre B è metterli in un contesto che sicuramente è diverso rispetto alla primavera, diciamo più elevato anche a livello di agonismo, però gli errori, diciamo, servono nella formazione, servono nella crescita, quindi se sbagliano, diciamo, certo, se sbagliano o perdono le partite, per loro non è un grandissimo problema, l'importante è rimanere nella categoria e farlo bene e crescere. Siamo lontani ancora un po', non tantissimo, dal mercato invernale in cui il Catania vuole certamente essere protagonista. Ci hanno fatto delle domande su Jimenez, c'è stato un upgrade dell'offerta del Catania per la parte fissa, diciamo, del contratto il giovedì prima della partita di Potenza, però si attende come sempre, mentre guardiamo, vediamo inquadrato proprio Jimenez, si attende quella che può essere la risposta degli agenti. Ricordiamo che poi da gennaio in poi, chiaramente nel caso non ci sia un accordo, Jimenez dovrebbe tornare, dovrebbe essere direttamente acquistabile da altre realtà. Per quanto riguarda Bruzzaniti, invece il Catania ha il consenso da parte del giocatore, la situazione da verificare è un po' quella che è il rapporto con il Pineto, per cui chiaramente c'è da convincere definitivamente il Pineto, e sappiamo che ci sono anche delle altre offerte, ma Bruzzaniti vi confermo che vuole il Catania. Per quanto riguarda invece il difensore Miceli, il Catania lo vorrebbe, sì, però la richiesta del Monopoli è abbastanza alta, per cui sotto questo punto di vista si era provato anche in Serie A la trattativa Martic,
ma a questo punto le due cose sarebbero completamente slegate, ma non è facile trovare l'accordo con il Monopoli. Questa è un po' la situazione per quanto riguarda D'Andrea. Potrebbe rientrare nella trattativa per Bruzzaniti, anche se le due cose sono comunque in parte slegate, per abbassare magari quello che può essere il prezzo, ma ovviamente siamo ancora all'inizio e siamo veramente a poco comunque dall'avvio del mercato. Ritorno da Ermanno perché incominciamo ad andare a analizzare quella che è la sfida di domenica, partendo dall'Atalanta. Esaminiamo la fase di possesso sia dell'Atalanta che del Catania, un po' simili in questo caso perché ci sono tanti giocatori che occupano l'interno dell'area di rigore, soprattutto lo vediamo appunto sui cross per quanto riguarda i bergamaschi. Sì, diciamo che prima ho anticipato qualcosa, no? La squadra di Bocchetto è una squadra che ama sviluppare con tanti uomini, occupare tanto quelli che sono gli ultimi 20-25 metri, e lo fa sicuramente con i 3 giocatori offensivi, cioè i 2 3/4 e l'attaccante centrale, ma lo fa tantissimo con i quarti. Questo mi ricorda un pochettino la scuola gasperiniana, no? Che diciamo, ha fatto scuola, formazione a Bergamo negli ultimi anni, e lo fa anche tanto con un centrocampista che è Levac, il croato, dovrebbe essere presente nella partita di domenica, che è 1,96 m, quindi uno che l'area la occupa bene, già ha siglato 3 gol. Vediamo però già subito dai video, vedi qua un esempio col Monopoli, sono veloci, passano sempre da Panata, lo vedremo spesso che è l'altro interno di centrocampo, vedi già quante maglie bianche vanno in sviluppo manovrato che poi porta la palla lateralmente. Qua è Stefanoni che ricerca l'area di rigore, addirittura in mezzo all'area c'è Levac che avevo detto prima, addirittura Berto che è un braccetto, poi la palla diciamo che finisce all'esterno opposto, al quarto opposto, che è Simonetto. Però vedi Marco quante forme di luce ti ho creato in mezzo all'area, sono tantissimi, ma si vede anche in questo momento, quando si arriva alla conclusione, ce ne sono almeno 6. Ci sono almeno 6 giocatori dentro l'area, e che ovviamente se ne porti 6 davanti ne rimangono solo 3 dietro. Esatto. Qui vediamo invece Ghislandi che mette questo ultimo cross, però vedi la presenza sul cross del quarto posto è fissa, quindi attenzione a coprire bene lo spazio del secondo palo, e attenzione a questo Levac che vi ho fatto rivedere come si inserisca costantemente dentro l'area, e lo fa anche molto bene. Qua vedi anche Stefanoni con Bergonzi che sono i quarti, quindi entrambi i quarti in area, i 3 attaccanti in mezzo, e poi vedi la mobilità di questi giocatori, Levac che qui entra dentro, la mobilità di questi giocatori che da esterno, da quarto, diventa praticamente un sottopunta, si prende i vesti della punta ed è non bravissimo a calciare, però sono dei giocatori che si divertono, no? E un pochettino che attuano quello che sono i principi del calcio europeo, quindi molto offensivo, dettato all'attacco. Sono quelli che sono i principi dell'Atalanta. Sì, che sono i principi dell'Atalanta. Poi infatti alcuni di questi giocatori poi regolarmente vengono convocati anche per le partite della squadra di Serie A. Per quanto riguarda invece il Catania, anche in questo caso tanti uomini in area, e soprattutto l'abbiamo visto più volte quest'anno, il classico gioco quarto che chiama l'altro quarto. Sì, diciamo che il Catania sviluppa soprattutto sulla catena di destra, con Casasola l'ha fatto in maniera ovviamente più concreta. La potenza si è visto ancora di più. Sì, assolutamente, e poi diciamo che Lunetta è un giocatore di area che piace attaccare l'area. Qui vediamo una situazione, ovviamente qui il Catania portava, diciamo per obbligo quasi, tanti giocatori nell'area, nella metà campo avversaria. Vediamo questa ricerca proprio del cross da quarto a quarto, poi Lunetta diciamo che non è proprio, l'abbiamo visto più come un 3/4, una punta, adesso sta facendo il quarto di centrocampo, però lo fa bene anche questo ruolo. Qua attacca benissimo il secondo palo, è un po' sfortunato sia nel primo che nella seconda battuta a rete, e non trova il gol. Qui vediamo altra manovra, altro sviluppo, sempre Casasola che mette il cross, la presenza di Donnarumma, quindi la presenza del quarto opposto sul secondo palo. Questo ti fa capire tanti giocatori che occupano area e non solo, perché Donnarumma vede l'arrivo di Corbari, che sicuramente è diverso rispetto a Di Tacchio e Quaini, è uno che gli piace inserirsi, gli piace anche andare a segno e calciare da fuori, e qua ce lo fa vedere, peccato che non lo fa con la massima precisione. Però Catania, che anche qui simile all'Atalanta, porta tanti uomini in aria. Porta tanti uomini in aria, ne avrebbe potuti portare ancora di più Saro Fotti, se magari, che ne so, al posto di Forte, cioè Caturano non fosse entrato al posto di Forte ma fosse rimasto in campo insieme a Forte. Sarebbe cambiato qualcosa secondo te? Ma sai Marco, partita finita, risultato completo, si fanno queste analisi. Io dico che se
Facile, da seduti, no? Come diciamo sempre, no? D'altronde io difendo la categoria. Ovvio, ma certo. Ma con, voglio dire, con l'assoluta serietà. Se il gol di Rolfini regolare fosse stato convalidato, non saremmo qui a parlare. Avremmo detto che il Catania, con pazienza, certamente, con intelligenza, con maturità, ha vinto la partita a Potenza. Certo. Io invece dico che sulla partita di Potenza ci sono stati momenti vergognosi che io, credetemi, è da almeno un ventennio che non vedevo. Veramente ridicoli. E questo è anche uno dei segnali che la C non decolla tecnicamente, perché la C vede un investimento economico enorme nelle società. Quando poi però c'è la cultura solo ed esclusiva della ricerca del risultato a discapito di un pizzico di spensieratezza, di un pizzico di ricerca del gioco, di un pizzico di rischio che deve essere calcolato, perché se la mentalità fosse aperta a tutti, ma io subisco il gol, ma se continuo ad avere una partita aperta, il gol lo faccio se ho le capacità. Il portiere del Potenza e l'arbitro gliel'ha concesso, è stato vergognoso, perché è una squadra che attacca, che deve cercare di trovare ritmi, soprattutto negli ultimi 20 minuti, quando si cerca disperatamente il forcing finale e ci sono 3, 4, 5 minuti di interruzione strategicamente, perché voi sapete, sanno tutti i telespettatori, altrimenti li informiamo in questo momento, il portiere non può essere mandato fuori e si continua con la partita. Il portiere rimane là, prende la munizione, oppure viene sostituito, oppure si aspetta un quarto d'ora fin quando il portiere riprende. Allora io vi do un dato, non è certo a vantaggio del gioco. 104 minuti in totale della partita, forse anche di più, considerando i due tempi anche. Considerando i due tempi, i due recuperi sono stati 17. Il gioco attivo è stato di 41 minuti su 117 su 110. Però così, anche a livello dello spettacolo, non si parla sempre di spettacolo, il calcio deve essere spettacolo, e qui è anche il discorso: se la gente non guarda la Serie C, preferisce la domenica pomeriggio guardare la Premier o guardare la Liga o guardare altri campionati, e anche per questo, perché onestamente lo vediamo anche con certe squadre in Serie A, no? Che insomma magari sono di un certo livello, ma perché poi io dico, curano soprattutto la fase difensiva. Dico Marco, scusate, aggiungo, la Serie C dal punto di vista tecnico non è male, ha il suo livello di qualità, ce l'ha, solo che l'agonismo, l'ostruzionismo supera di gran lunga il livello tecnico, e per questo diciamo sempre il girone meridionale in particolare è difficile, ostico, e veramente occorrono qualità come quelle che il Catania, secondo me, in questo campionato spesse volte ha mostrato, cioè quello di avere la forza e la capacità di sapersi adattare alle contingenze della partita. Noi andiamo da Anna, perché voglio chiudere questa prima parte con altri messaggi da parte dei nostri telespettatori. Anna. Chiedete al prof Foti Saretto il risultato delle 3 partite di questa sera. Lui grande esperto, io grande scommettitore. Per Ermanno, molti dicono che nel girone di ritorno il Catania farà 49 punti. È credibile? Speriamo che la squadra domenica disputerà un'ottima partita. Forza Catania. Credo che con un po' di fortuna in più il Catania avrebbe vinto la partita. Buongiorno, non pensate che Caturano sia stato un acquisto sbagliato? Oltre a non segnare, è totalmente inadatto al gioco del Catania. Allora, per quanto riguarda invece il pronostico, te lo faccio fare solo su Benevento, lo vuoi fare? Che Benevento? Cerignola. Sì, Cerignola. Cerignola perché per gli scommettitori è importante. Cerignola e Benevento è un bel derby, un bel derby. X e poi vediamo che cosa saprà fare il Catania. Noi invece ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con la seconda parte della nostra preview. A fra poco.
Eccoci la seconda parte di preview per raccontarvi l'anteprima della partita del Catania con l'Atalanta, ma soprattutto per sentire tutte le news anche che arrivano. Fra un po' ci collegheremo proprio da Bergamo. Resta qualche domanda in evasa, ad esempio i 49 punti nel girone di ritorno. 49 sono tanti, non ti 49 sono molto tanti. Cioè, lo spererei per il Catania, questo è poco ma sicuro, però 49 vuol dire rullino di marcia quasi perfetto, quindi sicuramente se in casa mantieni quella PIL, diciamo, del girone d'andata, non ne fai 49 ma ne riesci a fare anche di nuovo anche 41, 38, secondo me comunque sono numeri importanti. C'è da sollevare un pochettino, come ho detto prima, la media in trasferta. Su Caturano invece anche lì io seduto è più facile Marco, dire, su no? Caturano come si fa a dire Ricordiamo quando è arrivato che cosa si come pensava. si fa a dire che è un acquisto sbagliato Caturano? Semmai Caturano ha avuto quest'anno la sfortuna di capitare degli incidenti muscolari, perché lui è arrivato e ha avuto dei problemi fisici, quindi gli hanno impedito di entrare subito nel contesto non solo tecnico-tattico ma anche fisico-atletico, e quindi dall'altro lato c'è stato Forte che ha fatto bene, e quindi magari passa in secondo piano la figura di Caturano, ma il campionato è ancora lungo, ci sono altre 19 partite. Esattamente. E quindi in un campionato come questo può succedere nel corso dei mesi un po' di calo di forma, qualche piccolo problema fisico. Avere un giocatore come Caturano è una garanzia. Quindi secondo me quando si hanno giocatori forti non è mai un acquisto sbagliato. E poi il Catania ha la fortuna di avere un tecnico come Mimmo Toscano che ha una grandissima abilità, davvero enorme, nel saper gestire il gruppo, perché oggi il Catania ha una forza immane, si chiama gruppo, non squadra. La squadra viene dopo, perché se non c'è gruppo non c'è squadra. Il Catania ha dimostrato di avere un gruppo solido, e permettetemi di dire che quando c'è un gruppo solido alla base c'è il lavoro del tecnico. Ed eccolo qua, il Mimmo Toscano, ne abbiamo parlato poco fa, è uno specialista, lo sappiamo tutti, è uno specialista delle promozioni, ci auguriamo che possa ripetere tutto questo anche a Catania. Torno da Ermanno perché voglio analizzare invece la fase di non possesso sia dell'Atalanta che del Catania. Ne abbiamo parlato un po' prima, no? Perché è vero che loro portano tanti giocatori davanti, è vero anche che magari si scoprono dietro e qualche sbarione l'abbiamo visto anche nell'ultima partita con il Sorrento. Sì, nell'ultima partita con il Sorrento è stato, diciamo, abbastanza clamoroso, soprattutto il secondo gol che adesso andremo a rivedere, però pagano, Marco, quello che potrebbe essere quell'inesperienza e quella anche alle volte frenesia che li porta a pagare, soprattutto in un campionato del genere, a caro prezzo quelli che possono essere degli errori o delle piccole disattenzioni che poi non riescono sempre a coprire o a risistemare in corso d'opera. Vediamo proprio dal taglio video come in questo caso per esempio col Monopoli, addirittura qui l'Atalanta sopra di un uomo, va in pressione laterale, qui su questo cross arrivano prima sul pallone, primo colpo di testa, secondo colpo di testa che però non è quel colpo di testa che mi permette di liberare l'aria, la palla rimane lì, tutto che ti ripeto, si vedono più maglie bianche che verdi, però qui vedi arriva Panada in pressione, col braccio largo, mezzo tocco, rigore, poi in queste categorie questi episodi sono quelli che fanno la differenza. Qui vediamo subito dopo aver fatto gol il Sorrento riparte, loro schierati col 3-4-3, classico 3-4-2-1, palla lunga, qui disastro assoluto di Comi che si va a prendere posizione, a parte la difesa era molto spaccata, però proprio si fa prendere dall'avversario, non riesce a colpire, non riesce ad andare col tempo giusto sul pallone, qua c'è un grave errore che regala poi il 2-1 definitivo del Sorrento. Qua invece contro la Cavese vedi sempre questo assetto dei 3 difensori e dei 4 in protezione, qui Levac di cui ne avevamo parlato bene prima, in questo caso non si capisce, si addormenta, non fa una scelta vera e propria, cerca un'uscita un pochettino azzardata e azzardosa e poi da questa manovra nascerà il rigore della Cavese poi per il 2-2 finale. È un po' questa la caratteristica appunto dell'Atalanta, mentre per quanto riguarda il Catania, a Potenza si sono viste delle piccole sbavature a livello difensivo.
soprattutto chiaramente nel gol di Bruschi. Sai Marco, si sono visti un po' gli spettri dell'anno passato, no? del lavoro alle volte non troppo lucido, concentrato dei tre difensori centrali, e qui a Potenza si è rivisto qualcosa del genere che speriamo possa passare velocemente, no? Soprattutto per i tifosi etnei. Vediamo proprio da questo taglio video, che non è il gol di Bruschi, quello lo faremo vedere successivamente in un'altra situazione. Qua vediamo primo errore di Allegretto, che c'ha la scelta di appoggiarsi dietro, qua errore, si fa scappare l'avversario. L'errore adesso di Di Gennaro sul disimpegno, non riesce a mandarla fuori come si deve, ma la lascia lì, e lì la palla è molto pericolosa perché può calciare di più, puntare. Ma la cosa secondo me poi più sbagliata è il posizionamento di Celli. Si sa che il Catania marca per riferimento, marca uomo, lì non puoi lasciare libero l'avversario, perché se lì Felipe invece di provare l'1 contro 1 gli gioca questa palla dentro sull'attaccante, è a tu per tu col portiere. Quindi seguendo quelli che sono i principi di Toscano che ci ha fatto vedere fin dall'inizio, in quel caso Celli si deve attaccare, così come Di Gennaro e Allegretto devono fare delle scelte diverse. Io ritorno da Anna perché ci leggiamo ancora un po' di messaggi, ce ne sono tanti per il nostro professore, perché c'è anche il physique du rôle, diciamo, del professore, il nostro professore Sarofoti. Anna, te. Se il Catania comprerà centrocampista che verticalizza, anche Caturano segnerà. Che ne pensa il prof? E che ne pensa Ermanno ben vestito? Un saluto ad Anna dai tifosi di Priolo. Forza Catania, Enzo da Priolo Gargallo. Un saluto a voi. Sarofoti, sei un grande, hai detto la verità col Potenza. E ancora, buongiorno, un saluto al grande Sarofoti. Il Catania è quasi senza difetti quest'anno, da Mario da Militello. Catania senza difetti, Caturano. L'appoggio di qualche altro giocatore. Non c'è dubbio che il Catania ha un sistema di gioco dove privilegia giocare con le due mezze punte per fare qualità negli ultimi 25 metri. Non è un caso se quando il Catania ha giocato con i 4 o con i 2 centrocampisti in mezzo sono stati, diciamo, quelli più che hanno dato maggiore garanzia, sono stati Di Tacchio e Quaini, cioè 2 giocatori che non hanno paura di nessuno. Se c'è da prendere a sberle la partita si prende a sberle. Certo. E qua ritorniamo alla difficoltà enorme di questo campionato. Quindi la presenza di un regista, come dice il telespettatore, non so fino a che punto può servire a Caturano, perché un regista in questo sistema di gioco, a meno che Toscano cambi sistema di gioco, ma non credo proprio. No. Un regista in questo sistema di gioco comunque ha sempre una certa distanza rispetto al finalizzatore. Diciamo che l'attaccante, la punta centrale, il terminale, dovrebbe trovare maggiori servizi con le 2 mezze punte o con gli inserimenti agli esterni, da un lato Donnarumma, dall'altro lato Casasola. Quindi certo, giocatori di qualità fanno sempre gola, ma la Salernitana ce l'ha il centrocampista di qualità. Non mi pare che ha fatto tanto meglio del Catania, anzi. E questo è un dato di fatto, è anche un qualcosa su cui poter riflettere. Noi riflettiamo invece adesso con Alessandro Pagliarini di Prima Bergamo. Siamo collegati con lui, giovanissimo, come vedete, insomma, under 23, nel senso come la squadra dell'Atalanta. Alessandro, allora dacci un po' l'idea, intanto buon pomeriggio, dacci un po' l'idea di quello che è ciò che il Catania deve aspettarsi da questa squadra, anche perché la partita domenica qualcosa potrebbe cambiare anche in funzione di alcune convocazioni nella prima squadra. Ciao, buon pomeriggio ancora. Ciao a tutti, intanto grazie per l'invito. Sì, chiaramente l'Atalanta Under 23 in questo momento ha a che fare con il dubbio prima squadra, più che altro dal punto di vista difensivo, nel senso che la prima squadra ha fuori diversi difensori e quindi uno tra Obric o Comi, o comunque i difensori che hanno già anche un passato con diverse convocazioni in prima squadra, potrebbero non esserci. Per il resto l'Atalanta Under 23 è una squadra che si ispira anche come modo di giocare alla prima squadra, quindi con una difesa a 3-4-2-1 è il modulo più utilizzato, lo usava Modesto gli scorsi anni, lo sta usando anche Bocchetti attualmente. I pericoli principali sono chiaramente i 2 trequartisti, il più pericoloso in assoluto è Vavassori, che ormai
è alla sua seconda stagione in Serie C e sta facendo veramente un'altra stagione importante, ha già fatto 9 gol quest'anno tra campionato e Coppa e sarà il pericolo numero 1 anche per il Catania. Massimino, Alessandro, è una squadra che appunto essendo formata da giovani è normale che abbia questo rendimento altalenante, una squadra di media classifica secondo te, o è una squadra che poi magari nel futuro del campionato può rappresentare una sorpresa in positivo, perché spesso è successo così? No, guarda, io ti dico, è chiaramente una squadra che paga l'inesperienza anche nel girone C, perché diciamocelo chiaramente, è un'altra cosa giocare nel girone C piuttosto che nel girone A, per l'ambiente, perché ogni trasferta è ostica, perché comunque vuoi non vuoi anche le trasferte lunghe sono impegnative per dei ragazzi che sono abituati a fare giovanili o comunque campionato primavera. Poi chiaramente giocare forse nello stadio più caldo, Sì. Sì. del girone C e non solo del un'impresa, girone però C, diciamo, non solo del girone C, anche della B, di tutta la Serie C, un po' della B, insomma a livello di numeri di tifosi il Catania è un po' in alto. Sì, ma poi ovviamente, come calore della piazza sì, è chiaramente una piazza che meriterebbe e merita di più che la Serie C, chiaramente. Senti Alessandro, chiudiamo perché appunto ci fai il quadro, soprattutto in difesa. Non diamo la formazione che poi la diamo alla fine della nostra trasmissione, ma dici quelli che possono essere magari i ballottaggi in questo 3-4-2-1 di Bocchetti. Certo, allora, dietro te l'ho già detto, Comi o Obric, se fossero convocati sarebbe uno il cambio dell'altro come perni difensivi. Poi c'è chiaramente il ballottaggio a sinistra perché rientra un'influenza Navarro, vediamo se ci sarà a sinistra che sarebbe il braccetto mancino titolare, altrimenti potrebbe agire ancora aperto come col Sorrento, e poi bisognerà vedere soprattutto sulle fasce perché cambia spesso, se a destra il favorito è Stefanoni, a sinistra c'è il ballottaggio di Ghislandi che state vedendo qui nelle immagini che ha segnato proprio contro il Sorrento, oppure potrebbe giocare Simonetto. Chiaramente c'è una grossa differenza tra i due, Simonetto è un 2006, viene dalla primavera ed è mancino naturale, Ghislandi invece è adattato, gioca a piedi invertiti ed è 2001, è uno dei pochi fuori quota della squadra che in realtà fuori quota non sono perché sono 2001. Esatto. L'ultimo ballottaggio sarebbe Manzoni per Cortinovis per completare il tridente con Vavassori e Misitano. E questo è ciò che abbiamo ricostruito un po', ovviamente ricordiamo che siamo al venerdì, per cui chiaramente c'è la rifinitura, c'è la prima squadra come ci ha ricordato anche Alessandro. Grazie Alessandro Paglierini, ci risentiamo la prossima volta, magari al girone di ritorno, e ti ringraziamo Alessandro Paglierini di Prima Bergamo, ciao, grazie. Grazie a voi. E allora, abbiamo sentito un po' quella che è la situazione in casa Atalanta. Io vorrei ritornare dalla nostra Anna per fare invece il quadro con alcuni dei nostri telespettatori. Ci sono altre 1000 domande ancora per il nostro prof? Sì, altri 1000 messaggi super carini. Buongiorno a tutti voi, soprattutto a Anna e al grande Saro Foti, che ci siamo conosciuti al Massimino nella partita Ragusa-Juve Stabia di tantissimi anni fa. Forza Ricorderai, Catania. no Saro, ovviamente? Ricorderai questa? Sì, 20 anni fa, 24. Se Jimenez e D'Ausilio, ovviamente Caturano, danno il contributo che dovrebbero, questa squadra può fare un ulteriore salto di qualità. Io domenica metterei Quaini dietro e poi in caso di necessità si sposta a centrocampo. E ancora, il Catania in trasferta subisce le squadre che si chiudono. Se il Potenza era in 11 vedevamo un'altra partita. E questo già l'abbiamo detto, mentre su Quaini cosa pensi? Meglio schierarlo lì dietro e poi magari andremo a darvi anche la probabile, siamo sempre al venerdì ma ovviamente vi daremo le indicazioni che abbiamo, ma può giocare lì dietro, ovviamente è il suo ruolo. Ci ha giocato, è il suo ruolo. Ci ha giocato, è venuto a Catania per giocare lì. Poi a centrocampo ha trovato la migliore risposta a tutte le sue collocazioni, e quindi è da vedere. Io penso che in questi giorni, ieri in particolare, giovedì, penso che Toscana avrà provato le varie soluzioni, quella che l'allenatore percepisce possa essere la migliore, quella che fiuta, quella che a volte
anche il piccolo particolare lo porta a fare una scelta, anche nella rifinitura, nell'ultimo momento dell'allenamento, l'allenatore sta attento, osserva tutto e tutti. Quindi può anche essere una soluzione, ma io non mi meraviglierei se puntasse con il centrocampo già collaudato e mettere qualcun altro dietro, che già anche qualcun altro è stato collaudato. È chiaro. Allegretto, Piereccini sono stati già giocatori, Celli sono stati collaudati dietro. Esatto, vedremo anche che cosa ha studiato fino ad ora, ovviamente Toscano, perché poi lo ricordiamo, c'è la rifinitura della giornata di domani in vista della gara del Massimino con l'Atalanta Under 23. A proposito di Atalanta, torno da Ermanno perché ritorniamo alla fase di non possesso dell'Atalanta, perché un'altra delle caratteristiche è un po' la fatica a coprire la profondità. Diciamo che prima abbiamo parlato di Orbic e di Comi, che sono due giocatori che nel coprire la profondità, soprattutto nel correre all'indietro per 45-50 metri, diciamo, possono fare un pochettino fatica. L'abbiamo visto anche prima nello svarione proprio contro il Sorrento. Diciamo che l'aspetto ultra propositivo della Dea Young in qualche modo non facilita quelle che sono le caratteristiche principe di questi giocatori, anzi in qualche modo li danneggia, e ci sono alcune situazioni dove il Catania potrebbe, soprattutto con giocatori, prima il telespettore parlava di D'Ausilio, che è un giocatore che potrebbe spaccare le partite e che ha una velocità non indifferente, ma anche Lunetta, diciamo, potrebbe essere quel giocatore che potrebbe pungere bene nell'attacco alla profondità, potrebbero fare male. Qui vediamo una situazione dove nuovamente vediamo le linee molto distanti, la squadra lunga e spaccata, su questa palla in profondità vediamo sia Comi che Berto che scappano all'indietro, vediamo anche un pochettino la difficoltà qua dei due difensori, soprattutto di Comi nel coprire la profondità e soprattutto nell'accorciare bene gli spazi, e poi subiscono il tiro in porta. Qui invece è una situazione contro la Cavese dove vedi anche nella pressione loro vengono con tantissimi giocatori nella metà campo avversaria, questa palla a scavalcare mette in difficoltà Guerini, che tra l'altro il campionato e la categoria la conosce perché lo scorso anno era a Crotone. Qui si fa scavalcare dal pallone nella rincorsa all'indietro, diciamo che anche qui è anche poco esperiente, vedi, si fa tirare, si fa buttare giù, e in realtà lo diciamo all'inizio della trasmissione che questa ovviamente è una caratteristica, considerando che sono dei ragazzi. Sì, però sai, quando loro palleggiano cercano di sviluppare velocemente in verticale, portando tanti uomini, come abbiamo fatto vedere. Se il Catania è bravo con i 3 giocatori davanti a muoverla velocemente o attaccare bene gli spazi in profondità, gli può dare tanto fastidio. È una squadra totalmente opposta, il mister prima ce l'ha detto, no? Ci ha parlato del blocco ultra basso, ultra difensivo del Potenza. Sicuramente non vedremo questo domenica al Massimino. È vero anche che il Potenza ha avuto un blocco ultra basso perché appunto è rimasto in 10 uomini, perché comunque una squadra che lo dicevano le statistiche, no? Abbiamo fatto vedere i 25 gol fatti, 25 gol subiti, una squadra che comunque gioca ma anche dà delle possibilità. Ma del Potenza abbiamo già parlato, ritorniamo a parlare dell'Atalanta, mentre fra un po' ci colleghiamo con Marco Petrolito e con Cammarasana per il derby fra Trapani e Siracusa, invece, anzi fra Siracusa e Trapani per essere ancora più precisi. Adesso io vorrei vedere, chiedo alla regia se c'è la possibilità di vedere le statistiche a confronto fra le due squadre, ovviamente fra il Catania e l'Atalanta, perché c'è un dato che chiaramente impressiona ed è quello del valore di mercato, perché è difficile vedere, Saro, una squadra che abbia un valore di mercato superiore a quella del Catania, ma chiaramente anche lì stiamo parlando di giocatori che hanno un'espressione di altri 10 anni potenziale di carriera. Assolutamente, e sono in un club notevole come l'Atalanta. Oggi, negli ultimi anni, l'Atalanta ormai è tra le società veramente, si può dire tra una delle migliori europee, perché ha dimostrato di sapersela giocare in passato anche con le migliori squadre in Europa. Ed è questo un senso importante. Quest'anno è partita male la prima squadra, ma il valore societario, la mentalità, la cultura è quella. Quindi la squadra Under 23, che poi tipo non è Under 23, ha quella mentalità, quella cultura. Però dico una cosa, un attimo, se mi è consentito,
le statistiche, poco fa tu parlavi di statistica, le statistiche sono la sintesi quasi sempre dei valori di una squadra e la statistica rispecchia la classifica. Certo. L'Atalanta ha fatto 6 vittorie ma ha fatto 8 sconfitte e quindi questo fa capire che tipo di partita può venire a disputare, e se ha fatto questi numeri sicuramente, come accennava poco fa Ermanno, ne condivido pienamente, non verrà a Catania per fare una partita diversa dalle altre. La filosofia del suo impianto di gioco è quella e con quella rimarrà. Ed è, d'altro canto, appunto, è una storia una che, partita che ormai, aperta dovremmo vedere, quindi esatto. dovremmo vedere anzitutto una bella partita, anzitutto con la speranza che il Catania riesca a portarla che sia una bella partita, in porto, che come sia ha una bella... fatto nelle ultime, in quasi tutte le gare in casa. Che sia una bella partita anche per il risultato. Per il risultato e per i tifosi. Allora, andiamo a vedere invece con la nostra regia le caratteristiche del mister della squadra dell'Atalanta e ovviamente del Faro. Stiamo parlando ancora delle nostre grafiche, partendo da Bocchetti, perché abbiamo sottolineato l'esperienza breve in Serie A. Ha avuto una lunga carriera, difensore, lo ricorderete, da allenatore ha mosso i primi passi nel settore tecnico dell'Hellas Verona, poi chiaramente le varie chiamate. A dicembre del 2024 viene chiamato ad allenare il Monza in Serie A, lo ricorderete, stracrisi del Monza, Nesta allontanato, arriva Bocchetti, nelle 7 partite alla guida dei Brianzoli ha raccolto soltanto 3 punti sui 21 a disposizione, non è ovviamente una colpa, si è visto poi quello che era il Monza nella stagione scorsa, poi è stato richiamato, lo ricorderete, Nesta. Andiamo a vedere invece anche il Faro dell'Atalanta, che è Dominic Vavassori. Abbiamo detto della nuova scoperta, ne abbiamo parlato anche con Alessandro Pagliarini poco fa, perché è necessario chiaramente discutere di questi ragazzi che stanno facendo benissimo. 14 reti la stagione scorsa, di cui 5 nei playoff, e ha fatto benissimo, e poi ha già tanti estimatori sul mercato. L'estate scorsa l'hanno seguito Bari, Padova, ma insomma ce ne saranno sicuramente delle altre. Questo è un ragazzo certamente interessante che fra poco analizzeremo anche con un taglio, ma prima io mi voglio collegare, vediamo se li riusciamo a vedere tutte e due, in attesa che si sfidino in modo chiaramente così, senza dover affrontarvi in singolar tensione, ma chiaramente andiamo con Marco Petrolito e andiamo con Franco Camarasani. Intanto un saluto a tutte e due, ciao ragazzi. Buon pomeriggio. Pomeriggio da Siracusa. Allora Marco, io vengo subito da te perché innanzitutto per dovere di cronaca, visto che poi chiaramente il derby si gioca a Siracusa, ma anche perché è stata una settimana particolare, difficile, problematica. Poi ci dirai tu anche quali sono le ultime, perché si è parlato di possibili 4 punti di penalizzazione per il Siracusa. La squadra, i tifosi attendono risposte alla proprietà. Facci un po' il punto della situazione, Marco. Sì, vi rinnovo i miei saluti qui dallo stadio Nicola De Simone del Siracusa, dove la squadra sta preparando l'attesissimo derby di domenica sera con il Trapani, derby che sarà caratterizzato sicuramente dalle vicissitudini extra calcistiche dei giorni scorsi, in una situazione di grande incertezza e difficoltà legata ai pagamenti che non sarebbero stati effettuati entro lo scorso 6 dicembre da parte del presidente Alessandro Ricci, e con i tifosi che sono molto preoccupati e che chiedono chiarezza. Ecco, l'ipotesi è quella del deferimento e della penalizzazione, che rimane purtroppo più che mai attuale. Tifoseria che dunque è in subbuglio, ma che è più che mai pronta a sostenere massicciamente la squadra domenica sera, anche se vicende come questa sono molto particolari e delicate. Il condizionale è sempre d'obbligo, visto che non abbiamo ancora delle ufficialità e delle prese di posizione da parte della società. La speranza è che i pagamenti, magari legati ad un conto estero o comunque avvenuti in ritardo, possano essere stati effettuati e che la penalizzazione magari possa limitarsi a pochi punti. Si profila naturalmente un'evoluzione già dalle prossime ore, anche dai prossimi giorni, in base al fatto che comunque il calciomercato è vicinissimo, i giocatori cominciano a guardarsi intorno. Del resto ci sono tantissimi giocatori su tutti i Bafri, Senna, Valente, Parigini,
anche Alma, che quest'anno non ha ancora giocato, che rimangono appetibili per molte altre squadre di Serie C in vista della riapertura delle liste. Dunque ecco, nel caso non dovessero esserci nelle prossime ore dei chiarimenti o delle novità di carattere societario, ricordiamo che il Presidente è atteso in città da questa mattina e potrebbe, diciamo, tenere un incontro con i giocatori, non si sa se in presenza o in videoconferenza. Ecco, potrebbero esserci, in conseguenza proprio di un incontro di questo genere, o se dovesse slittare, delle sostanziali variazioni di formazione, anche delle conseguenze, visto che comunque la squadra sta continuando regolarmente ad allenarsi, lo ha fatto anche questa mattina qua alle mie spalle, e rimane concentrata su quello che comunque rappresenta un ultimo importantissimo step stagionale che si vuole a tutti i costi, ecco, non mancare, per mantenere vive le speranze di salvezza, che purtroppo però sono irrimediabilmente legate a tutte le vicende extracalcistiche di cui abbiamo accennato poc'anzi. Ed è chiaramente un qualcosa di negativo andare a notare, poi indipendentemente da come finirà, speriamo ovviamente al meglio possibile per la società del Siracusa, però non sono delle novità in questi campionati le difficoltà di questo tipo. Chiaramente aspettiamo che la società faccia capire qual è la sua posizione. Marco, resta con noi, ci risentiamo poi a fine trasmissione per la probabile formazione, mentre io vado da Franco Cammarasana perché voglio sapere da Franco invece che cosa succede in casa Trapani. Diciamo che se a Siracusa c'è un po' di temporale, non è che a Trapani c'è il sereno in tutto e per tutto, no? Di penalizzazione si parla anche a Trapani, solo che la decisione sul secondo deferimento del Trapani se ne parlerà il giorno 8 di gennaio, perché a quella data è stato rinviato l'esame della pratica Trapani. Sicuramente anche in quella sede è molto probabile che il Trapani verrà ulteriormente penalizzato. La società dice di no, di essere stata, di aver fatto tutto in regola. Sicuramente ha versato i contributi e le ritenute IRPEF il giorno 16. Antonini dice di aver versato quasi 1 milione per quanto riguarda entrambe le società, quelle di calcio e quelle di basket, quindi sotto questo aspetto non ci dovrebbero essere penalizzazioni, altrimenti sarebbe davvero un guaio. Per il resto, insomma, bisogna vedere anche, la partita col Siracusa ci darà anche qualche indicazione su quelli che sono i programmi immediati della società. Parlo sempre del calcio, alla vigilia della riapertura delle liste il giorno 2 di gennaio. Che Non anche... sappiamo, scusami, sì. non sappiamo, per esempio, ci ha detto il Presidente che ha versato i contributi e le ritenute alla scadenza del 16, ma non ci ha detto se ha pagato gli stipendi. Questo non è un dato poco importante ovviamente per quanto riguarda il Trapani. Questa è l'atmosfera, l'abbiamo voluta raccontare, noi come al solito facciamo cronaca, per cui raccontiamo senza giudizio quello che succede, ma questa è l'atmosfera all'inizio o nel pre-partita di questo derby così tanto importante, così tanto sentito, che ritorna, per cui ci sono tante cose che speriamo appunto le società possano risolvere. Noi fra poco ritorniamo anche da Franco Cammarasana, anche con lui a fine trasmissione per la probabile formazione del Trapani. Invece io vado dal nostro Ermanno perché voglio parlare di Vavassori. Abbiamo visto il tema legato a tanti gol, alle cifre, ma vediamolo anche in campo. Sì Marco, vediamo proprio da queste situazioni come il giocatore parte spesso largo, gioca come trequartista di sinistra, però si apre un giocatore molto mobile, un destro che gioca a sinistra e ama sguinzagliarsi in mezzo alle maglie avversarie. Qua vediamo una serpentina di grandissima qualità e va poi a calciare col sinistro per un giocatore che si desteggia sia nello spazio, sia nel campo aperto che nello spazio stretto. Qui vediamo invece altro inserimento di Levacca premiato, lui qua è bravissimo, qua vedi lo smarcamento, questo è da far vedere soprattutto ai ragazzi che alleno a scuola calcio, come ruota la testa, come prepara la giocata, come riceve cercando lo spazio giusto e i metri per poter puntare l'avversario, per poterlo puntare bene. E poi qui bastano 1 o 2 tocchi, quasi stop and go, no? Quello che si chiama stop and go, riparte veloce ed è difficile fermarlo. Qua altra situazione invece contro la Cavese dove troverà il gol, isola il duello perché ama duellare con l'avversario, poi colpo di suola, la sposta, fa un gol, cerca poi l'angolino basso,
passo perché si trova completamente chiuso. Però vedi Marco, ti ho fatto vedere alcune delle giocate e poi dopo andremo a vedere altre, no? Perché parleremo ancora dell'attacco dell'Atalanta, però è un giocatore che, se viene chiamato dalle le maggiori squadre di Serie B, è un giocatore che l'anno scorso io l'ho conosciuto nei playoff dello scorso anno, è fenomenale dal punto di vista del passo, si vede che ha un passo diverso rispetto a quella che è la categoria, ed è un giocatore attualmente convocato e convocabile sempre in nazionale under 20 e in nazionale under 21, anche se italo-brasiliano, però è un giocatore che fa delle qualità tecniche e della, secondo me, fantasia e magia, che personalmente quello che amo del calcio, secondo me in dubbio, e le mette in mostra ogni domenica. Un giocatore sicuramente di qualità che apprezzeremo, al di là del fatto del tifo, chiaramente i tifosi del Catania, anche al Massimino domenica. Vado da Anna per chiudere questa seconda parte, perché ci sono dei messaggi. Mi dice Anna, qualcuno non è d'accordo con alcune nostre considerazioni, ma ci sta, e noi leggiamo ovviamente anche chi non è d'accordo, chiaramente. Esatto, Aldo da Lussemburgo ci scrive: non condivido l'analisi di Sarofoti, finiamola di proteggere Caturano come fosse un panda, è un 35enne che ha fatto bingo con un triennale da sogno, un affarone per il Potenza. E ancora, forza Catania, io conto su di te, peccato gli infortuni con Cicerelli e Eloi, secondo me non ce n'era per nessuno, ma la società saprà intervenire a gennaio. E questa secondo me è una profonda verità, il fatto che Eloi e Cicerelli mancano tanto a questo Catania. Sarofoti hai protetto Caturano. Come un panda, quindi come un animale in estinzione. Non ho motivo di proteggerlo. È bello che ci seguono fino a Lussemburgo. Ma è giusto, no? È giusto. Bellissimo, quindi ovviamente vista da lontano la situazione o attraverso le partite della domenica, probabilmente il telespettatore ha ragione, però chi vive la realtà giornalmente qua, e sapendo che Caturano ha avuto degli infortuni, ha avuto un avvio un po' particolare, prima di dare sentenze io aspetterei la fine, perché se nel girone di ritorno, che ne so, a 6-7 giornate dalla fine Caturano riuscisse a fare 3-4 gol importanti, tutte le teorie cadono e qualcuno potrà invece dire meno male che c'è Caturano. Chiaramente verificheremo che cosa succederà durante la stagione, ed è bello che i tifosi si dividano, perché ci sta che ognuno abbia la sua interpretazione dei fatti. Diciamo, il calcio è questo, no? La caffeina, no? Di un... Esatto. Se non ci fossero gli ingredienti dei tifosi il calcio sarebbe morto, questo è fuori discussione. E questo è verissimo. Noi ci fermiamo con questa verità, con questa tesi del professore Sarofoti, ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per la terza parte di Preview. Eccoci di nuovo in studio per la terza parte della nostra preview. Ci avviamo verso la fine di quest'ultima puntata di preview del 2025. Vi ricordo che ritorneremo il 2 di gennaio, perché il Catania gioca, ricordiamo fra parentesi, con la diretta video di Telecolor gratuitamente in chiaro, per cui insomma ci sarà veramente una gran copertura per ciò che concerne questa partita con il Foggia di inizio gennaio, ma noi torniamo il 2 per darvi l'anteprima della gara. Io invece torno da Ermanno perché andiamo a vedere quella situazione che ti avevo anticipato prima. Insomma, l'ho chiesta con 30 minuti di anticipo, vediamo se nel frattempo è stata realizzata, fra virgolette, ma le marcature che saltano sul gol di Bruschi, immediato pareggio del Potenza. Sì, saltano le marcature, ma più che altro, Marco, l'ho fatto vedere prima col discorso di Celli, no? su quello, diciamo, su quei svarioni ripetuti. Sì. Secondo me saltano quelli che sono i principi difensivi, che sono stati invece la roccaforte, diciamo, il perno, il pilastro della difesa del Catania, di quella difesa che ha subito solamente 9 gol. Saltano quelli che sono i principi della marcatura su riferimento. Di cui 4 in una sola partita. Di cui 4 solamente a Cosenza, esatto, mister. E qui ovviamente c'è da vedere qualcosina. Sì. Andiamo proprio ad analizzare il gol. Questo è il taglio 6, che è uno sviluppo del Catania, mentre il taglio che vogliamo far vedere è il taglio numero 7, dove il Catania subisce il gol. Vediamo se è possibile poi. Vabbè, andiamo avanti su questo, facciamo così, andiamo avanti su questo, lo ricordo io. Questo è il... allora, andiamo subito su...
Ci siamo in realtà qua col taglio perché questo è il gol, esatto. Esattamente. Vediamo, vedi, sia Allegretto che Di Gennaro che marcano a uomo i riferimenti. Celli invece non trova riferimento da marcare, e qui è solo. Il riferimento suo è proprio dietro, quindi c'è stato un errore di comunicazione, di gestione dei 3 riferimenti di attacco del Potenza. Qui c'è una manovra un pochettino confusa, non molto bravi nel coprire gli spazi, però vedi, lo faccio vedere molto bene nel taglio nella parte iniziale, c'è questa pressione che è la classica, no? del quinto che va sul quarto avversario, però la presenza di Di Gennaro e di Allegretto è in marcatura, Celli in quel caso si perde un pochettino dal contesto difensivo, dal contesto della marcatura sul riferimento, e qui poi il Catania non è neanche bravo e veloce rispetto al solito a coprire gli spazi e a in qualche modo tappare quelli che sono dei buchi o degli svarioni difensivi, e si fa arriva questo lob da parte di Mazzeo che un po' anche inganna la difesa del Catania, perché non è stato un passaggio dritto, diretto. Probabilmente a quel punto il difensore rossoazzurro sarebbe potuto arrivare, invece questo pallone a scavalcare l'ha anche tradito e la palla è arrivata a Bruschi. Diciamo che Celli ha guardato più la palla e meno lo spazio. Ecco, questo c'è. È stato un attimo di distrazione, secondo me, non c'è dubbio. Era attratto dal pallone, non ha dato attenzione allo spazio, era un po' né dentro né fuori, era in una posizione ibrida, tra virgolette, del campo rispetto alla sua posizione di gioco. Fortuna per il giocatore del Potenza che ha impattato la palla in maniera perfetta, l'ha messa perché da là non sempre si riesce a far gol, soprattutto per di più. Chiaramente in un gol che è arrivato 60 secondi dopo. Il vantaggio di Forte che ha sicuramente cambiato la partita. Andiamo al taglio numero 8, perché ritorniamo a parlare di attacco dell'Atalanta, capaci di triangolare e di tagliare dentro. Sì, Marco, te l'abbino proprio per il fatto che dici, quella palla di Mazzeo, quella palla, quel filtrante, in questo caso un filtrante aereo che permette poi a Bruschi di andare a calciare e di tagliare completamente quello che è la difesa avversaria. L'Atalanta su questo lo fa molto bene, vedi, l'avevo detto fin dall'inizio, Panada è il giocatore cardine nella manovra, nello sviluppo, e giocano tantissimo questa palla in verticale. Panada che trova Misitano che di prima, 2 tocchi, gioca con Bavassori, però vedi, Panada continua la corsa ed è lì che si crea una triangolazione a 3, questa è una triangolazione esterna che vede Panada sovrapporsi a Misitano che ha fatto lo scarico, entrare dentro e andare face to face col portiere. Altra situazione che si viene a creare è questa, Levac si appoggia sempre sul solito Panada, diciamo che l'azione o inizia da lui o passa da lui, poco ma sicuro. Giocata frontale su Bavassori che qua è bravissimo a vedere e a sfruttare al massimo questo 2 contro 2, vede lo spazio e vede soprattutto il compagno già posturato per attaccare la profondità, è bravo a giocarla. Qua un po' meno Sissé che forse non riesce benissimo, con anche un po' di superficialità, a attaccare la porta, però questa è una cosa che sanno fare bene, sia con delle triangolazioni, quindi con delle combinazioni ricercate, sia semplicemente con giocata su uno dei 2 trequartisti. Anche Cortinovis è bravo e andare dentro con l'attaccante. Grafica delle ultime partite dell'Atalanta per fare vedere un po' dell'Atalanta Under 23, per fare vedere un po' lo stato di forma attuale della squadra di Bergamo, con il pareggio con la Cavese e la vittoria con il Siracusa per 3-1, la sconfitta di Caserta, il pareggio in casa del Monopoli e la debacle interna con il Sorrento per 22 punti con 6 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte per la squadra di Bocchetti nelle 22, con i 22 punti raccolti fino ad ora in campionato. Ritorno da Ermanno per vedere invece, perché a questo punto sì, andiamo a vedere il Catania per la fase di possesso con lo sviluppo centrale. È la clip numero 6. Sì, nel taglio video numero 6 si vede proprio invece la velocità del Catania nel manovrare in zona offensiva, poi nel rifinire l'azione. Qua vediamo benissimo questa azione che poteva secondo me portare all'1-0 del Catania. Qui Forte fa un movimento incredibile a tagliare tra i 2, questo movimento inganna il difensore centrale, porta a liberare un pochettino di spazio per Gimenez che si trova nel lato debole, quindi nel lato opposto rispetto alla presenza del pallone, bravo a muoverla. Qui poi se la ritrova
ritrova secondo me sul piede debole, non è bravo col piatto ad aprirla sul primo palo, sul palo più vicino. Però il Catania deve fare anche questo, perché abbiamo visto che in qualche modo la difesa dell'Atalanta, quando l'avversario gioca la palla veloce o quando si cerca di andare dentro, è un po' mancato questo, se non nelle prime fasi della partita, appunto quando le due squadre erano 11 contro 11, paradossalmente un po' mancata potenza. È mancato perché, come avete detto benissimo voi in precedenza, quando la squadra era in 11 contro 11 del Potenza non attuava quel blocco così basso e così compatto, ma anzi cercava di sviluppare, e l'ha fatto anche molto bene, quindi meriti a De Giorgio sulla costruzione e sullo sviluppo basso del gioco, perché uscivano molto bene, questo è senza dubbio. Però ovviamente sviluppando, portando tanti uomini, l'abbiamo visto anche prima con il clip video dell'Atalanta, sicuramente liberi dello spazio alle tue spalle, e questo spazio lo stava attaccando bene il Catania. Saro Foti, è un dato quello che le squadre più giovani hanno anche dei giocatori molto veloci. Fra un po' parleremo proprio con l'ultimo taglio preparato da Ermanno, perché questo della velocità, abbiamo visto che sanno scambiare bene i tre là davanti, abbiamo visto anche, lo vedremo fra poco, che hanno nella velocità, nello sprint, un dato da tenere d'occhio per il Catania. Ma la velocità del calcio non basta, altrimenti si rivolgeva ad una società di atletica leggera, prendevamo 10 centometristi fortissimi, parte la battuta, no? Ovviamente il calcio è velocità, non c'è dubbio, oggi è velocità già da parecchio tempo, ma soprattutto tecnica in velocità. È quello che hanno i ragazzi dell'Atalanta. Io ai ragazzini della scuola calcio, che mi pregio di governare, di gestire, dico sempre che la tecnica è come la grammatica. Non può farsi un controllo in un modo altrimenti in un altro modo, non può essere il piede con un'angolazione altrimenti con un'altra in rapporto a dove la palla questo sarebbe da arriva. sviluppare in una puntata a parte, no? Come si insegna ai ragazzi più piccoli e quanto la tecnica sia fondamentale. Assolutamente, cioè certe cose vengono facili perché c'è la tecnica in velocità. Torniamo proprio a questo discorso della velocità, Ermanno, perché appunto ci vuole, come dice Saro Foti, la tecnica insieme alla velocità. Sì, oltre la tecnica e velocità, poi mi piace parlare anche di potenza, no? È il nuovo termine che si utilizza soprattutto nel campo delle capacità condizionali per i calciatori, si parla di potenza, però il mister ha detto una cosa giustissima, non si può abbinare solamente, cioè si deve alla velocità bisogna abbinare quella che è la tecnica, perché la tecnica sta alla base di tutto, se non ti permette di fare le giocate. L'Atalanta, che sicuramente nella velocità, comunque in queste capacità condizionali, è molto forte, perché sulla tecnica ci lavorano dai 0 penso ai 14, 15-16 anni. Zingonia lo fanno dall'inizio. Sì, assolutamente sì, poi l'Atalanta sul settore giovanile è molto, molto ferrea su questo. Vediamo qui su una ripartenza Cortinovis che vede l'inserimento di Sissé, che lo ricordiamo anche per un gol in Serie A proprio contro il Bologna a 18 anni. Qui Cortinovis poi è bravo ad aspettare la velocità di Vavassori, qua vedi con che passo ha rubato la posizione all'avversario, poi bravissimo a servirlo. Qua non proprio bravo Vavassori nel calciare in porta, bravo però Cortinovis sul tap-in a trovare la via del gol. Altra situazione qua invece che esalta Ghislandi, manda in profondità su un calcio d'angolo, manda in profondità Misitano, il classe 2005 scuola Roma va a puntare addirittura 3 avversari del Siracusa a campo aperto, e qua vedi la velocità, non lo prendono più, non lo prende più, addirittura con la palla riesce, in conduzione della palla, riesce a mettersi davanti rispetto al diretto avversario. Questo no, la conduzione, il dominio della palla, devi essere bravo a indirizzarlo, bravo a metterti davanti e poi a trovare la via del gol. Un controllo d'esterno perfetto, esatto, per in quella maniera tale tecnica che insieme alla velocità. Come ha detto Ermanno, se sovrapposto tra campo orientato alla porta e avversario, o mi fai fallo e viene espulso o vado in porta. In questo caso è andato in porta. Vediamo invece cosa dice il pronostico dell'intelligenza artificiale, lo chiediamo come sempre alla nostra Anna, oltre ai precedenti. Anna. L'intelligenza artificiale ci suggerisce un pareggio 1-1 con gol di Jimenez e Cortinovis. Invece faranno gli scongiuri del pubblico da casa. ce li aspettiamo. Invece il risultato precedente è nel 2024 0-1. Ricordiamo, erano i playoff con il Catania che passò il turno in quell'occasione, con la partita soprattutto nel secondo tempo molto, molto complicata. Ci fermiamo, torniamo fra pochissimo perché ritorneremo subito da Marco Petrolito e Franco Cammarasana per avere le probabili formazioni di Siracusa e Trapani, e poi andiamo con le probabili del Massimino fra poco.
Eccoci in nuovo in studio, ultima parte della nostra preview, vado subito veloce perché vi dobbiamo dare le probabili formazioni. Parto dunque dal derby Siracusa-Trapani e vado da Marco Petrolito, qua vedete inquadrati sia Marco che Franco Camarasana. Marco, vengo da te subito, probabile formazione considerando che si gioca domenica sera. Sì, considerando che si gioca domenica sera, che quindi... Ecco. Diciamo si gioca domenica sera, mentre invece Marco Petrolito ce lo siamo giocati già direttamente il venerdì. Ci ritorniamo probabilmente fra poco, ma andiamo invece da Franco Camarasana, che sorridente per la scomparsa di Petrolito ci dà invece la probabile formazione del Trapani. Specialmente i infortunati, sapremo qualche cosa dopo l'allenamento di oggi pomeriggio. Dipende molto se anche contro il Siracusa Aronica insisterà nella linea verde con i vari Motoc, Ciuferri, La Sorsa, Podrini, Marcolini e Wicai. Ricordo che alcuni giocatori importanti, mi riferisco soprattutto a Di Noia e Fischenal, nelle ultime 2 partite, pur essendo convocati, non sono stati messi nella distinta. Questo potrebbe significare che sono in partenza loro, come anche giocatori importanti come Vasquez, Negro e Kirwan, per esempio, per dirne alcuni. La probabile formazione dovrebbe essere la seguente, come vedremo adesso inquadrato, con Galeotti tra i pali, poi i 4 di difesa con Kirwan, Pirrello, Motoc e Giron. Giron fa gol anche a diverse società che io sappia. Poi a centrocampo Marcolini, Celeghin e Di Noia. Se non giocherà Di Noia probabilmente giocherà Carriero, e poi Canotto e Fischnaller alle spalle di Grandolfo. Se non giocherà Fischnaller dovrebbe giocare Ciuferri. Questo per sommi capi la probabile formazione del Trapani, ma ripeto, sicuramente la partita di domenica sera la formazione che scenderà in campo con Siracusa ci dirà realmente chi sono i giocatori che rimarranno e chi invece già sono in partenza. Sarà sacrificabile nel mercato invernale. Grazie Franco Camarasana, abbiamo recuperato il nostro Marco Petrolito. Allora torno da te Marco per darci appunto la probabile del Siracusa per il derby di domenica. Ecco, benissimo. Perfetto, proprio non ci riusciamo a chiudere questo collegamento. Vediamo se Marco c'è già, se no la do io. Ecco, vediamo, eccoci qua. Perfetto, vai Marco. Non c'è 2 senza 3, dunque scomparirai fra poco, per cui velocemente dacci la probabile. Spero di no, al netto di ciò che succederà nelle prossime ore, tenendo conto di quanto ha detto Camarasana per Trapani, potrebbero esserci anche qui delle variazioni legate a quanto accaduto e quanto accadrà nelle prossime ore. Tuttavia possiamo dire che sono tutti o quasi a disposizione gli uomini del tecnico Turati, che non sarà in panchina e verrà sostituito da Camille Giordano, dato che deve ancora scontare una giornata di squalifica, con Ferroni che sarà tra i pali, Zanini sulla destra anche se non è ancora al meglio, e Puzzone che è pronto a subentrare al suo posto. Sulla sinistra ci sarà Cancellieri, mentre al centro in difesa con Pacciardi ci sarà Sciapola, a cui potrebbe essere anche scelto all'ultimo momento Bonacchi, che rientra anche lui dalla squalifica. Per quanto riguarda il centrocampo, Limonelli e Candiano giranno dal basso, davanti a loro ci saranno Valente, Ba e Parigini, con Ba che si candida e naturalmente sarà sicuro al centro del reparto nevralgico del campo, viste le ultime prestazioni positive, convincenti, che lo hanno anche avvicinato a tantissime squadre che lo stanno cercando nelle ultime ore, con l'unico terminale offensivo che rimarrà Molina. Questa ecco la squadra che dovrebbe scendere in campo domenica sera a Siracusa, qui alle mie spalle, per l'attesissimo derby con il Trapani. A te Marco. Fatto salvo ovviamente tutto quello che potrà succedere. Grazie Marco, grazie Franco, alla prossima, al nuovo anno qui a Preview dal 2 gennaio del 2025. Grazie ancora a voi, andiamo con le probabili del Massimino partendo dal Catania, perché qualche spettatore ci chiedeva la possibilità che potesse giocare Quaini in difesa. L'idea che abbiamo è della possibilità invece che sia questo il trio difensivo del Catania, con Quaini ancora
a centrocampo. Chiaramente è stato provato anche Quaini lì come centrale di difesa, è stato provato Allegretto, dunque Pieraccini con Allegretto e Celli è l'ipotesi, con Casasola e Donnarumma che rientra dal primo minuto, Quaini di Tacchio a centrocampo, Lunetta che ritorna invece alle spalle della prima punta, in questo caso forte nel 3-4-2-1 di Toscano. Andiamo a vedere invece la probabile dell'Atalanta che abbiamo sentito anche poco fa, con i dubbi ballottaggi. Vi ricordo Berto che potrebbe essere il braccetto a sinistra nel caso non ci fosse Navarro e poi la Ghislandi che dovrebbe essere sempre a sinistra invece nei 4 di centrocampo. Dall'altra parte abbiamo Vavassori con Cortinovis e Misitano che vanno a comporre, c'è scritto Vavassorise ma vabbè è Vavassori, vi assicuriamo che è così. Abbiamo finito per questa puntata, mancano solo gli arbitri da farvi vedere, mi fanno notare dalla regia. L'arbitro del Massimino sarà Manzo di Torre Annunziata, poi c'è Stefania Signorelli di Paola come assistenti e Davide Gigliotti di Lamezia Terme, il quarto ufficiale Alfredo Iannello di Messina e l'operatore FVS Giuseppe Minutoli di Messina. Saro Foti, grazie come sempre. A te Marco, ti grazie aspettiamo ovviamente altre volte, sia a preview a diretta stadio, chiaramente sei sempre con noi, chiaramente quando vorrai. Grazie Ermanno. Grazie Marco, auguri a tutti. Auguri, è giusto, è vero, perché in effetti ci sta, alla fine gli auguri li possiamo fare già ora, ma credo che preferiscano rispetto a me e a te, con tutto il rispetto che li faccia Anna, e allora passiamo da Anna per i saluti e anche gli auguri. Ciao Marco e buon pomeriggio a voi, io vi aspetto venerdì 2 gennaio alle 14:30 per la prima puntata di preview del 2026. Auguri a tutti e noi ci vediamo il 2 gennaio allora. Ci vediamo il 2 gennaio, esatto, mentre vi ricordo chiaramente che invece domenica noi saremo con diretta stadio per la partita del Catania con l'Atalanta, la partita che ovviamente andremo con i commenti dallo stadio, con i collegamenti con lo studio e poi le interviste ai protagonisti. Se volete rivedere la puntata vi rimando al nostro sito siciliaweb.it. Grazie per averci seguito e ci vediamo il 2 gennaio.